saluto agli amici di Unidos da Fortezza che anche oggi sono qui nel pre-partita di Verona-Vicenza. Grazie. Benvenuto gentile pubblico a questa 12ª giornata, siamo nel girone di ritorno. Iniziamo con la formazione del Vicenza Rugby, il numero 15 Ernesto Paluello, Marco Marin, Robert Flynn, Gabriele Meneguzzo, Luciano Lisciani, Pedro Martin Messera, Leonardo Della Ratta, Ludovico Torregiani, Pietro Piantella, Matteo Peron, Tommaso Nicoli, Alberto Saccardo, Benito Franceschini, Brian Gutierrez e Marco Lazzarotto. In panchina ci sono Enrico Ceccato, Filippo Franchetti, Francesco Speggiorin, Marco Trevisan, Prem Boscolo, Tommaso Menegaldo, Leonardo Poletto e Riccardo Messina. L'allenatore è Luca Pagin. Il 15 che scende in campo oggi invece per il Verona Rugby, Franco Palazzini, Edoardo Bonafè, Michele Mortali, Isaia Leota, Giacomo Ambrosi, Samuele Destro, Simone Soffiato, Mattia Zago, Riccardo Velicek, Enrico Liut, Giacomo Riedo, Bautista Viero, Enrico Galanti, Renzo Corneco e Ulises Garziera. In panchina Giulio Mioli, Eugenio Bertucco, Linda Tuala, Umberto Tedeschi, Davide Galvani, Leonardo Mazzone, Leonardo Fagioli e Giulio Nadali. Allenatore Zein Anzer. Un applauso al Verona Rugby! Ad arbitrare la partita sarà Dario Merli di Ancona, coadiuvato da Ferdinando Cusano e Alberto Favaro. Raccogliamo le squadre pronte a entrare in campo, ecco il Verona Rugby. Un applauso anche agli avversari di oggi, Vicenza Rugby. Buona partita e buon rugby a tutti.
Bentrovati cari telespettatori a questa partita che si disputa al Panini Stadium di Verona tra Verona Rugby e Vicenza. Guarda, qualche problema tecnico per il ritardo. Siamo al quarto minuto, Vicenza che è già avanti per 3-0 con un calcio di Mercerà e ora una mischia al centro del campo perché il calcio di invio del Verona è terminato direttamente oltre la linea laterale. L'arbitro Merli di Ancona che ora farà ripetere l'ingaggio tra le due mischie delle formazioni. Vicenza che con la Valsugana sta guidando questo campionato, Verona ad inseguire, quindi partita estremamente importante oggi qui sul prato del Panini Stadium di Verona. Appena possibile daremo le formazioni delle due squadre che si stanno affrontando. Vediamo il Milano della Ratta che è pronto all'introduzione, mischie stabili. E calcio di punizione per Verona, crediamo per mancato tallonaggio, come indica l'arbitro Verona, che parte subito lanciando Isaia Leota al centro, che viene però impattato dalla difesa biancorossa. Simone Soffiato che cerca di dare continuità portando il pallone coperto dai compagni. Liut che va a fare il mediano di mischia e lanciare Bautista Viero all'ingatto. E calcio di punizione per Verona, comandato da Pedro Merli. Non rotola il difensore vicentino. Stiamo parlando di Piantella, terza linea biancorossa, e quindi calcio di punizione che Verona presumibilmente sfrutterà con il suo capitano Michele Mortali, numero 13, per guadagnare campo e spostare il gioco nella zona rossa di Vicenza. Abbiamo un calcio preciso che praticamente porta l'azione ai 5 metri, quindi touche che viene segnalata dal giudice di linea Ferdinando Cusano di Vicenza. Dall'altra parte c'è il signor Favaro di Mirano e l'arbitro, dicevamo, il signor Merli di Ancona. Cornejo al lancio, Verona che guadagna bene l'ovale, prova a lanciare una drive avanzante che arriva in meta, veramente rapida l'azione, efficace, pulita. Ha sorpreso un po' con la velocità la mischia veronese, è riuscita quindi a subito armare un drive potente disassato sul lato sinistro e alla fine Renzo Cornejo è arrivato al di là della linea per la meta Antracite. Quindi punteggio che ora cambia quando siamo arrivati all'8° minuto di gioco, con Verona che passa a condurre per 5-3 in attesa della trasformazione affidata al capitano Michele Mortali. C'è un leggero vento trasversale, Mortali se ne accerta lanciando un ciuffo d'erba in aria. Bella azione di Verona, che ha guadagnato 2 calci di punizione muovendo la Val e poi ha sfruttato nel modo migliore una penalty touche a 5 metri. Preciso il calcio di conversione di Michele Mortali, percentuali altissime per il capitano Antracite, come d'altronde per Mercerà, cecchino biancorosso, quindi sfida anche tra calciatori oggi qui in questa partita di grande interesse tra due formazioni che negli ultimi anni hanno dimostrato una notevole crescita. Mercerà con l'ovale pronto al rilancio del gioco, sceglie un calcio piuttosto alto centrale, recuperato. Vediamo da Jack Riedo, trasmissione Bautista Leota che prova a raddrizzare la corsa, viene coperto dai compagni, c'è un'interferenza sul passaggio di Simone Soffiato, cercano di richiamare l'attenzione dell'arbitro i giocatori Antracite. La scelta è quella di riprendere con una mischia ordinata con introduzione veronese. Approfittiamo per dare la formazione rapidamente, almeno il primo 15 del Vicenza, che schiera Paluello all'estremo, alle ali Marin e Luciano Lisciani, ai centri Flynn e Meneguzzo, il capitano biancorosso,
alla mediana Mercerà col numero 10 della Ratta al mediano col 9, in terza linea Torreggiani, Piantella e Peron, in seconda Nicoli e Saccardo, davanti Franceschini, Gutierrez e Lazzarotto. E vediamo proprio la Mischie impegnate in questo ingaggio. Avanza Vicenza, riesce in qualche modo Verona a recuperare l'ovale, sceglie di aprire l'ovale ancora Isaia Leota che sta vestendo i panni dell'incursore in questi primi minuti di gioco del match. Il pallone adesso un po' rallentato, una finta del pilone nuovo Garziera che però smarrisce l'ovale e quindi lo può recuperare Vicenza, che può quindi agire ora a sua volta in fase offensiva. Mercerà una bella finta e poi però l'ovale che sfugge, lascia correre il pallone, un calcetto a seguire così un po' strano del pilone Garziera che compie una scelta inusuale, diciamo così, per un avanti. Il pallone è recuperato nel frattempo da Palazzini, estremo Antracite. Bello slalom che riporta il pallone verso la linea del centro del metacampo. Verona che adesso muove ancora l'ovale con Zago spostato sull'auto, incrocio con Jack Ambrosi che riesce a evadere dal primo placcaggio di Nicoli. Galeanti che va all'impatto a guadagnare la linea del vantaggio, attacca la linea Verona ancora con Liut, aveva soffiato vicino, perde un tempo come dire di gioco e quindi riesce a recuperare, ma bellissima azione. Se Liut si è fatto un attimo come dire ingolosire dal varco che si era aperto, nel frattempo parte il capitano Michele Mortali cercando di sorprendere e poi un rilancio e meta di Verona di Bautista Viero che aveva seguito il capitano Michele Mortali, che ha sfruttato con 1-2 veramente micidiale questo calcio di punizione di Verona, scelta coraggiosa ma ardita ma premiata poi dalla seconda meta di Verona. È partito come un razzo Michele Mortali, sorprendendo difesa, arbitro, in parte anche compagni, non Bautista Viero che era nelle vicinanze, ha intercettato il bellissimo offload rovesciato, diciamo con la mano girata di Michele Mortali ed è planato in maniera anche un po' scenografica per la gioia delle tribune affollate del Panini Center tra i pali per la seconda meta. Antracite nel frattempo giocatore a terra che sta ricevendo le cure dei sanitari, non riusciamo ancora a vedere di chi si tratta, ci sembra il mediano Simone Soffiato, sì, Simone Soffiato con il suo caschetto rosso che sta ricevendo le cure dei sanitari. Mortali converte anche questa trasformazione e Verona che sale sul 14-3 quando siamo arrivati attorno al 13° minuto. Simone Soffiato sembra farcela. Vediamo Lara Vesona, fisioterapista da tanto tempo del Verona, che rientra verso la panchina, e Vicenza ora chiamata a reagire a questo 1-2 di Verona. Prima una meta scaturita dal drive di Mischia, ora invece una punizione veloce dopo una bella azione dal centro del campo portata da Liut e Soffiato. Mercerà chiamato alla rimessa in gioco, sceglie ancora di calciare verso il centro del campo, recuperata da Mattia Zago, prende una rincorsa laterale per provare a girare un po' la difesa vicentina. Simone Soffiato che muove il pallone sul lato sinistro del campo, ancora insiste nel movimento Verona, accelera Michele Mortali, arriva oltre la linea del vantaggio. Soffiato che va a pulire la rack, passa mano, forse un po' telefonato, ma riesce Verona ancora a tenere il possesso a Isaia Leota, che viene placcato ora da Matteo Peron. Garziera che deve resistere all'attacco del capitano Meneguzzo. Verona che quindi riparte ancora con Galanti, che riesce a liberare sull'offload. Vediamo ora c'è spazio al largo, ma Verona sceglie ancora di rientrare, non sfrutta la zona C, il settore, e quindi va a impattare. Buona difesa di Vicenza in questo caso, sta resistendo, Verona fatica a guadagnare metri. C'è una sorta di muro forse di Bautista Viero involontario, giudicato involontario dall'arbitro, che non decide di non punire il muro involontario di Bautista Viero, ma nel frattempo il pallone viene toccato in avanti dalla difesa vicentina e quindi si riprenderà con una mischia a favore di Verona. Mischia con di Verona, dobbiamo ancora dare appunto il 15
Antracite. Approfittiamo di questa pausa per andare velocemente a elencare i ragazzi di Zein Hansen in campo. A estremo col 15 Palazzani, le ali Bonafè e Ambrosi, ai centri mortali il capitano Eleota, in mediana Simone Destro 2004 e Simone Soffiato, in terza linea Zago, Velishek e Liut, seconde Riedo e Viero Bautista, davanti Galanti, Cornejo e Garziera, che fa il suo esordio oggi in maglia Antracite, chiamato a confrontarsi subito con una delle migliori mischie, uno dei migliori pacchetti del campionato, quello vicentino. Vicenza che si è imposto nettamente nella gara di andata e qui dimostra ancora la sua forza. Soffiato che viene pressato e fatica a liberarsi del pallone, pressione anche su Destro che perde l'ovale e poi si riprenderà con una mischia fuori di Vicenza che ora sta imponendo la forza e il peso del suo pack. Ha messo pressione a Soffiato che è riuscito a recuperare in qualche modo il pallone ma non è riuscito a distribuirlo con velocità e precisione. Destro ugualmente si è trovato pressato dalle terze linee che erano salite rapidamente biancorosse e alla fine mischia per Vicenza che sta dimostrando di avere qualcosa in più in queste mischie chiuse dopo i primissimi ingaggi che erano, diciamo così, più equilibrati. Ora sembra avere veramente un po' più di potenza in questa fase ordinata, in questa fase statica di conquista del gioco, della ratta all'ingaggio. Pronto l'introduzione. Torreggiani che si impadronisce dell'ovale, serve ancora della ratta che riesce la galla su Mercerà, uomo in più con lancio per l'ala che però viene contenuta bene da Palazzini che rientra bene nel placcaggio. Placcato Marin e poi un errore di trasmissione. Galanti che decide di allargare il gioco e sceglie un calcio totalmente scentrato. Edoardo Bonafè andando poi a cercare di riscattarsi con un placcaggio. Azione un po' confusa di gioco, ora spazi al largo. Vediamo Benito Franceschini che viene placcato da Simone Soffiato con grande coraggio e conquista un bellissimo calcio di punizione Verona. Davvero è arrivato un attimo di ritardo Luciano Lisciani che ha corso per cercare di soccorrere il compagno, di pulire il raggruppamento ed è riuscita a mettere le mani la difesa Antracite. Bello il placcaggio comunque di Soffiato che con grande coraggio si è lanciato tra le gambe del pilone Marco Lazzarotto ed è riuscito quindi a fermare l'offensiva biancorossa. Mortali che guadagna una manciata di metri, non molto profondo il calcio del tre quarti centro e capitano Antracite. Azione che ripartirà dalla linea centrale praticamente del campo. Stiamo avvicinando al primo quarto, alla metà del primo tempo. Verona che conquista bene l'ovale, ma l'arbitro chiama un lancio non preciso, quindi Vicenza ha la possibilità di scegliere tra rimessa laterale o mischia, sceglie mischia, visto l'andamento delle ultime appunto fasi ordinate. Siamo ormai attorno al 20°, 19° in questo momento e punteggio di 14-3 per Verona, andata in vantaggio Vicenza con un calcio di Mercerà dopo pochissimi minuti, poi la reazione di Verona con due mete, una del talonatore Antracite Cornejo e una con la seconda linea Bautista Viero innescata da Mortali. Conquista di Vicenza, Mercerà, buon passaggio, difesa che si fa sorprendere, spazio al largo per Vicenza, viene placcato fortunatamente, poi conquista. Davvero qui forse davvero spreca un'occasione Vicenza, aveva una netta superiorità al largo, 4 contro 1. Bravissimo Jack Ambrosi a recuperare in qualche modo e a riuscire a chiudere su Marco Marin che ha avuto tra le mani l'ovale di una possibile meta. È stato bravo il capitano Gabriele Meneguzzo a inserirsi e a trovare un intervallo, un varco nella difesa Antracite. Si salva Verona che ha anche la rimessa laterale con un lancio corto che viene parato letteralmente da Garziera. In qualche modo Verona riesce a tenere il pallone, Mattia Zago chiamato a tenerlo su un punto di incontro. Simone Soffiato che va ancora a servire, attenzione, riesce a abbassarsi, qualche problema di comunicazione, maglie veronesi,
dovrebbe cercare di liberare questo ovale. Naturalmente Vicenza sta dando la massima pressione, Verona che riparte ancora ostinatamente per cercare un punto di incontro ed è meta. Veramente una disattenzione per la gioia del pubblico vicentino. Verona che veramente è riuscita a complicarsi la vita, non è riuscita a liberare l'ovale che aveva conquistato in rimessa laterale. Dei punti di incontro la pressione vicentina è riuscita alla fine a conquistare l'ovale. Forse era il caso di usare il piede, ma non è riuscito ad armarlo e quindi ce l'ha fatto Matteo Peron, è riuscito a segnare questa meta di rapina, per così dire, con grande abilità, e quindi partita totalmente riaperta in attesa della trasformazione di Mercerà. Quindi 14-8 in attesa di questa trasformazione piuttosto agevole. Tra l'altro Mercerà è destro e centra i pali, quindi 14-10, 4 punti. Verona davvero che ha sprecato un'opportunità di mantenere il distacco liberando la propria area difensiva dove il possesso. Non è riuscita a liberare il piede sotto la pressione di Vicenza, ha smarrito l'ovale. Meta quindi di Matteo Peron, 14-10, quando siamo appunto poco oltre il 21esimo minuto di questo primo tempo totalmente aperto, e Michele Mortali chiamato ora alla rimessa in gioco. Vediamo un recupero e calcio. Vediamo come giocherà Verona questo calcio di punizione, che ha reagito bene comunque alla meta subita con un calcio di punizione recuperato che può portare Verona ancora nella zona rossa vicentina. Preciso il calcio di Mortali, ma sicuro, quindi non arriva proprio alla zona di 5 metri, siamo a circa 10 metri dalla linea di meta, e ovale che sarà gestito ancora dal allenatore Renzo Cornejo. Può giocare anche pilone sinistro, ha interpretato questo ruolo infatti nelle partite precedenti a Casale e a Padova col Valsugana, e ora invece è schierato come talonatore affiancato da Enrico Galanti, pilone del 2002, giovanissimo. Buona presa davanti, Verona che ora prova a organizzare il drive, ma ci pare più solida questa volta la difesa vicentina. L'arbitro infatti Merli chiama un tempo, Verona che deve avanzare oppure usare l'ovale. Adesso riesce forse a avanzare di qualche metro Verona, e c'è anche un vantaggio in questo momento. L'arbitro lascia scorrere e poi decide di fermare il gioco assegnando un calcio di punizione. Era stata comunque solida la difesa vicentina, poi una infiltrazione, come dire, laterale penalizzata dall'arbitro Merli. Quindi ancora Mortali che sceglie la rimessa laterale. Questa volta siamo a 5 metri, a metà strada, come dire, rispetto a prima. Ma c'è di nuovo da conquistare l'ovale in rimessa laterale e poi da provare a capitalizzarlo. Vediamo se Verona sceglierà ancora l'avanzata in drive. Intanto il primo obiettivo è quello di conquistare. Nel frattempo l'arbitro chiama i capitani, vuole far arrivare un messaggio chiaro alle squadre: disciplina anche in queste fasi, in particolare nella formazione del corridoio della rimessa laterale. Sembra di capire questo. Cornejo al lancio, vediamo cosa sceglierà Verona. Lancio lungo su Zago, però purtroppo per i colori antracite il lancio viene giudicato storto. Era stata una buona scelta sul terzo blocco, avrebbe avuto una buona piattaforma per accelerare con il drive Verona, ma il lancio non è stato preciso e quindi Vicenza ora giustamente si affida alla solidità del suo pack con questa mischia importante ai 5 metri per uscire da questa situazione pericolosa e frenare quindi subito la volontà di reazione veronese alla segnatura
arrivata attorno al 20° di Matteo Peron, che ha riaperto completamente il punteggio. 14-10 in questo momento qui al Panini Stadium di Verona. Introduzione di Della Ratta tra i due pacchetti, molto stabile la mischia. Verona però che riesce in qualche modo ad avanzare, Torregiani però bravo a uscire con l'ovale, Della Ratta si affida al piede, Verona che può riprendere all'altezza dei 22. Pacchetto di mischia veronese che sta, come dire, interpretando in maniera un po' alterna le fasi statiche, meglio quando deve andare a spingere sull'introduzione vicentina, quando riesce a mettere anche in difficoltà la mischia vicentina, più difficili gli ingaggi con la propria introduzione. Vediamo ora Vicenza che ha anche il vantaggio, è stato toccato evidentemente il calcio, lancio piuttosto avventuroso, recuperato in qualche modo, riesce Vicenza con Franceschini a recuperare il pallone, Verona che contrattacca con passaggio ora a Jack Ambrosi che sceglie di accelerare, resiste bene ai primi placcaggi, arriva a conquistare una buona piattaforma, sceglie, poi Bautista Viero sfugge l'ovale al giovanissimo seconda linea, calcio profondo subito di Della Ratta per cercare di sorprendere la retroguardia Antracite. Palazzini che deve controllare l'ovale e sceglie di affidarsi ora a Liut che prova a inserire le marce alte per avanzare, viene placcato fuori dai 22, Simone Soffiato, palla che viene giocata all'interno per Velisek, rubata però da Lisciani. I punti di incontro sono stati veramente, sono momenti di grande concitazione, grande battaglia da una parte e dall'altra, massima pressione ai punti di incontro. Vicenza adesso che ha un po' di superiorità al largo, viene però placcato da Isaia Leota, Tommaso Nicoli, pallone lento, vediamo che Mercerà e calcio di punizione. Viene giudicato avanti volontario l'intervento del pilone Garziera. E nel frattempo sì, viene giudicato così, avanti volontario. Insomma, in realtà a me è sembrato che sia andato proprio sul placcaggio, essenzialmente mi pare che l'arbitro metta le mani in tasca, pronto a prendere un cartellino giallo, e così è. Giallo per il pilone Garziera, quindi Verona che dovrà giocare senza il nuovo pilone e quindi in occasione della mischia dovrà per forza ricorrere a un cambio. Mercerà che probabilmente andrà a cercare i pali da lì, chiede lumi al capitano, si consiglia con Saccardo. Niente, sceglie invece il campo, d'altronde Mercerà arriva in mezzo ai 22 e naturalmente il ragionamento forse è semplicemente quello di dire hanno un pilone in meno, possiamo armare il nostro drive con più possibilità di successo. D'altronde un'arma che Vicenza sa usare molto bene, nella gara di andata ha fatto malissimo a Verona con praticamente tutte le mete segnate da touche con Rolling Maul. Ci riprova adesso. Vediamo intanto il lancio che viene recuperato dall'ultimo blocco. Torregiani avanza il drive vicentino. Ha un attimo di stop, Morris si sta riorganizzando, tutti che cacciano il pallone. Della Ratta che alla fine sceglie di aprire su Mercerà e grande intervallo per Flynn, molto bene. E quindi Vicenza che ora passa in vantaggio, la trasformazione poi sarà facile. Stato bravo Flynn ad allargarsi e a quindi trovare un varco, ma è stato veramente eccellente il passaggio di Mercerà, ha sfruttato quindi il drive avanzante di Vicenza e poi sull'uscita è riuscito a trovare un varco, facile la trasformazione di Mercerà e quindi 17-14, punteggio che si rovescia. Verona che ha
visto recuperati i suoi 11 punti di vantaggio e ora sorpassata quando siamo arrivati negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo davvero molto vivace ed emozionante, con rovesciamenti da una parte e dall'altra. Verona ha avuto una buona opportunità a 5 metri, ha fallito il lancio in rimessa laterale ai 5 metri che sarebbe stato prezioso, e poi ha subito il contrattacco vicentino che si è chiuso ora con questa bella meta del centro Flynn, tanti anni a Udine, espertissimo centro. E Vale che adesso viene recuperato dalla difesa di Vicenza, la rata che sceglie subito il piede di Mercerà, che alza un lungo calcio che rimane in campo. Palazzini si fa un po' sorprendere, poi sceglie di usare anche egli il piede, pallone che arriva in mezzo al campo. Piantella, anzi scusate, Paluello, che riesce a sfuggire. Attenzione, azione molto pericolosa di Vicenza, che sta sfruttando anche l'uomo in più e sta giocando anche con il vantaggio, un momento di difficoltà di Verona. Scelte, come dire, un po' anche avventurose di Verona, che forse dovrebbe in questo momento scegliere giocate un po' più semplici, non rilanciare il pallone in mezzo al campo ad esempio senza una rete che vada a salire, ma scegliere di appoggiarsi in rimessa laterale. In questo momento forse Verona ha bisogno di trovare maggiore stabilità, di sfruttare con più tranquillità, dovendo gestire un uomo in meno. Invece si riparte con un calcio di punizione ancora per Vicenza, che ha la possibilità di allungare nel punteggio, a portarsi a 5 punti di distacco. Ora siamo 14-17, può andare a 20, anzi a 6 punti. Mercerà si è dimostrato finora infallibile, con un piazzato e 2 trasformazioni. Sembra molto agevole anche questo calcio al centro dei pali, poco fuori dai 22, circa da 25 metri. Verona che sta giocando un po' a strappi, momenti molto belli, altri invece di confusione. Vicenza più quadrato, più solido, finora ha sfruttato molto bene tutte le opportunità. Compreso anche questo calcio, che ora porta, vediamo, il punteggio sul 20-14, Verona 14, Vicenza 20. Verona che non riesce più a rimanere con stabilità nella metacampo offensiva vicentina. Vediamo ora come andrà questa rimessa in gioco. Calcio più corto, va a contenderlo Verona, riesce a recuperarlo. Una bella azione questa di Verona. C'è anche Verona che quindi riesce ad arrivare in mezzo al campo, ma poi sfugge l'ovale ancora una volta. Verona davvero non riesce a tenere i palloni ultimamente. Palazzini, vediamo cosa sceglie di fare. Prova a giocare, riesce a filtrare attraverso la prima linea di difesa. Verona che muove l'ovale adesso con Giacomo Ambrosi, che viene però placcato da Meneguzzo. Galanti a usare il fisico in mezzo al campo, adesso va a terra, adesso una superiorità al largo, forse c'era anche una posizione forse di offside della linea vicentina. Vicenza che porta ancora la pressione, Verona che prova a muovere l'ovale al largo, il passaggio degli Utti interessato, ma adesso c'è una buona palla per Sami Destro, che può lanciare Michi Mortali, che rientra, poi tiene l'ovale. Verona che quindi riesce a fare un po' più di possesso, ma pallone di Nastacco che viene veramente perso malamente, e quindi può ancora offload, e qui c'è una prateria che si apre e arriva in meta. Davvero grande ingenuità di Verona. Grande ingenuità di Verona. Nel frattempo qui abbiamo una clac vicentina particolarmente, attiva sul piano del tifo, potremmo dire quasi assordante, ma d'altronde il tifo è una bella cosa, fa parte del ritorno sul campo del rugby, e Vicenza sta veramente adesso vivendo il momento magico di questo match,
Verona sta cadendo veramente invece in errori di ingenuità, con palloni che sfuggono banalmente nei contatti, e quindi Vicenza sta veramente approfittando giustamente, in maniera, come dire, molto concreta, efficace e spietata, di questi momenti di disattenzione, di difficoltà, ma è merito certamente anche della grande pressione difensiva vicentina. E quindi prende il largo adesso Vicenza, portandosi sul 25. Trasformazione adesso più complicata per Mercerà, che deve infilare l'H dall'angolino quando siamo arrivati agli ultimi 5 minuti nel frattempo del primo tempo. Verona che deve giocare ancora per qualche minuto in 14, quindi Vicenza che ha già infilato, e ci sembra ben indirizzato anche questo. Sì, veramente molto bello questo calcio, molto bello il calcio di Mercerà, e quindi Vicenza che arriva a doppiare praticamente Verona, 14-27, già 10 punti in superiorità numerica, partiti da, quindi Verona che sta pagando molto caramente l'uomo in meno, ma soprattutto una serie di giocate, come dire, con un po' di leggerezza, un po' di sufficienza, anziché giocare con più concentrazione, più determinazione in questa fase di uomo in meno, sta esponendo, come dire, ai rischi e sta pagando caramente, e ora deve ricominciare e ricostruire. Pallone tra l'altro vagante, recuperato in qualche modo da Vicenza, ci sembra da Torregiani, della Ratta, palla dietro per Mercerà. Ecco, forse quello che ha voluto fare Verona anche prima, anziché liberare usando più il piede. Attacca Verona ora, tutto campo, con Michele Mortali, calcetto, un chip delizioso, molto bravo Giacomo Ambrogi, davvero splendido il giocatore veronese, che è riuscito e ora dà un tenuto su cui forse ci sarebbe anche un po' da discutere, a dire la verità. Non ci permettiamo di intervenire, nel senso che ci è sembrato che non avesse mai avuto l'opportunità di mettere a disposizione l'ovale il giocatore veronese. Comunque c'è un momento ora di stop, è stato veramente estremamente coraggioso Giacomo Ambrosi ad andare a cacciare con straordinario coraggio quella palla alta, e gli è costato un gran colpo sul viso. Contatto giudicato regolare dall'arbitro, che invece ha penalizzato con un tenuto la fase successiva di gioco. E quindi Vicenza che può ancora portare in avanti il pallone. Nel frattempo il pilone Garziera potrà recuperare il campo tra qualche minuto. Forse sangue per Giacomo Ambrosi. Si rialza coraggiosamente, d'altronde sta veramente vivendo un grande periodo di forma Giacomo Ambrosi, schierato all'ala, sempre bravissimo nell'utilizzare i palloni che gli arrivano, può giocare anche centro, cresciuto come l'altra ala Edoardo Bonafè proprio da bambino fin nelle giovanili del Verona. Mercerà scivola leggermente, il calcio gli finisce piuttosto corto, quindi siamo nella fase, sì, Cusano forse anche un po' generoso con la segnalazione. Ci sembra che possa rientrare, forse no, ancora no. Stiamo guardando se poteva rientrare dal giallo il pilone Garziera, ma ci sembra che non sia ancora così. Verona quindi ancora con l'uomo in meno in questa rimessa laterale. Palla recuperata, gioca al largo, prova a usare il fisico Bautista Viero, che deve togliersi. Buono questo placcaggio su Saccardo, molto buono, e Verona che va a forzare il punto di incontro, assolutamente giusto. Buona la difesa di Verona in questo caso, che sta reagendo ora con agonismo, ma è ancora Vicenza a guidare con il pilone Franceschini, che gattonando sul prato riesce ad avanzare. Vicenza quindi che, sfruttando la forza del suo pack, continua ad avanzare. Ora una palla ancora per Nicoli,
della Ratta che prova ora a muovere il campo. Mercerà, calcio di rimbalzo molto bello, però sfila a fianco di pali. Davvero giocatore completo Mercerà, grande giocatore, infallibile dalla piazzola, bravo nel muovere l'ovale nei momenti giusti, nel dettare i tempi e nel trovare i varchi e anche a rispolverare un vecchio colpo come il drop, in questo caso giustissimo come timing e impostazione, leggermente laterale. Vediamo se forse ora può rientrare il giocatore. Sì, l'arbitro dice fa segno di può rientrare. Andiamo a vedere se in campo siamo in 15, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sì. Recuperata la parità per questi ultimissimi minuti. Mortali calcia molto molto lungo. Mercerà ora che può impostare il contrattacco, sceglie un up and under che viene recuperato tranquillamente da Verona. Destro, Palazzini. Ambrosi ancora chiamato a essere lui l'incursore, questa volta scarica per Galanti che adesso muove il fisico, riesce a vincere Flynn, non si capisce, guardate, sta facendo la seconda linea vicentina che stava passeggiando tra linea e tre quarti veronesi. Garziera all'impatto, Verona che prova a sfruttare quest'ultimo pallone del primo tempo probabilmente. Mortali, palla largo per Liut da fermo, deve ripartire per muovere il compasso, sceglie come sempre una linea molto laterale, ci sarà comunque forse anche qualche minuto di recupero, siamo al 40esimo. Samuele Destro che prova a cercare, buono questa azione di Verona, molto insistita, passaggio, però Vicenza riesce a contenere ancora sulla linea dei 10 metri l'offensiva veronese, è arrivata ormai alla 10ª fase, bella incursione, bel placcaggio. Samuele Destro sceglie la palla dentro per Edoardo Bonafè che ora può usare le sue gambe, siamo dentro i 22, Verona che gioca col vantaggio, ora uomo in più, Samuele Destro, Michele Mortali che cambia angolo, prova ad andare ancora all'interno, vediamo che prova a rialzarsi Verona e ce la fa Mattia Zago di forza, perfetto, grande colpo, Verona reagisce nel modo migliore proprio sul finire del tempo e va a segnare una meta che riapre il match. 27-19 con trasformazione centrale, possono essere 21 i punti veronesi e quindi Verona che accorcia le distanze, rientra alla distanza di break, anche se deve fare i conti con un altro infortunio di Samuele Destro che è ancora a destra. Mattia Zago che è andato a davvero prendere con un tempo perfetto l'uscita dell'ovale, trasformazione riuscita. Arbitro che manda tutti negli spogliatoi al 43esimo, quindi punteggio Verona 21, Vicenza 27, partita davvero molto bella con 3 mete per parte delle due formazioni. E ora spazio agli amici della Fortezza, Unidos de Forteza, una band di musica e danza di samba latinoamericana che allieta il pre-partita e l'intervallo qui al Panini Stadium. Andiamo a risentirci tra qualche minuto, riportiamo il punteggio del primo tempo, Verona 21, Vicenza 27, a risentirci tra pochi minuti.
È già ripreso il secondo tempo con Vicenza che ha a disposizione subito un calcio di punizione prezioso usato da Mercerà per andare a installarsi nella zona rossa veronese. Verona che ha provato a allargare il gioco, fatto rientrare, poi Palazzini è stato fermato, tenuto. E il calcio di punizione ora per Vicenza che ha una bella opportunità subito in avvio di ripresa. Dopo che il primo tempo si era chiuso sul punteggio di Verona 21, Vicenza 27, con 3 mete per parte. E poi il piede di Mercerà a fare la differenza, con 2 piazzati. Quindi 21 i punti dalle 3 mete e poi 2 piazzati vicentini. E Vicenza che ora può portare un nuovo assalto alla linea difensiva veronese. Blocco centrale, Vicenza che organizza ora il drive, Verona che prova a rispondere. Vicenza che avanza, sta disassando, Verona che prova a resistere. Vicenza che ha alzato il ritmo e calcio di punizione anche per Vicenza che ci appare ben impostata per questo drive. No, tenuto alta, però è stato bravo Simone Soffiato a mettere le mani sotto. Anche no. Calcio di punizione per Vicenza. Con Tush questa volta a 5 metri, quindi altra opportunità per la formazione di Faggin e Saccardo di allungare ancora nel punteggio. Punteggio che nel primo tempo ha visto andare subito in avanti Vicenza con 3-0, 2 mete poi di Verona, 14-3, poi grande allungo vicentino fino al 27-14, poi recupero proprio in finale di tempo, 27-21, ma Vicenza che ancora ora può portare pressione alla linea, padrone lungo, ben preso. Vicenza che ora può ancora attaccare, sembra davvero molto buono questo drive solido. Pallone, vediamo che prova a resistere Verona, poi si stacca della ratta, Mercerà, placcato da Samuele destro, prova a mettere le mani, ma non riesce, c'è un calcio ancora di punizione per Vicenza. Sì, e poi arriva un po' cartellino giallo per Verona, per Bautista Viero. Dai. Va bene. Vicenza che va per i pali. Vicenza va per i pali e porta a 30 il punteggio. Il punteggio quindi che ora vede Verona 21, Vicenza 30, fuori break con 9 punti da recuperare per la formazione antracite. Non ci sembra di vedere cambi nel frattempo tra le due formazioni. Vicenza che schiera sempre Paluello alle ali, Marin Lisciani, Fline Meneguzzo ai centri, Mercerà della Ratta in mediana, Torregiani Piantella Peron in terza linea, Nicoli Saccardo, Franceschini Gutierrez e Lazzarotto in prima linea. Si scaldano le panchine ma ancora i due staff non hanno deciso ad avvicinamenti. Non è molto alto, gran recupero davvero di Jack Riedo che è andato in cielo per recuperare questo vale. Vediamo Soffiato che sceglie ancora il compagno, impatti molto duri. Enrico Galanti che usa il fisicone per andare avanti, sceglie la parte chiusa, non è in inferiorità, ma passaggio molto bello per Edoardo Bonafè che riesce, no, pesta la linea, peccato, dice così almeno il giudice di linea. Ce l'ha fatta Luciano Lisciani con un recupero veramente prodigioso a spostare sulla linea di rimessa laterale
il giocatore Edoardo Bonafè, che era stato liberato splendidamente da Mattia Zago con un bel passaggio laterale ed era affilato sull'out a tutta velocità, stava per raggiungere l'area di meta, ma Lisciani è riuscito con un colpo di reni a sbilanciarlo leggermente, quel tanto da fargli pestare la linea laterale, e quindi si riparte con una rimessa laterale però mal lanciata da Vicenza, recuperata quindi da Verona, che ora ha una possibilità vicino al pacchetto. Liut prova ad andare all'impatto, viene tenuto alto e l'arbitro dice no, tutto fermo. Vediamo ancora, deciderà, forse calcio di punizione, forse contro Verona. Non si capisce bene il motivo, forse per aver spinto il giocatore senza palla o forse per qualcuno che ha parlato. Peccato, perché anche qui ingenuità, siamo a 2 metri dalla linea di meta, bisogna mantenere la calma in queste situazioni, e invece Verona si è fatta prendere un po' dal nervosismo e quindi ha perso questa ghiotta opportunità. Nel frattempo cambi, pronto con il 18 per Verona il pilone Linda Atvala, con il 22 invece sta per entrare in campo Leonardo Poletto del Vicenza, almeno così ci sembra, e c'è un cambio tra forse Poletto e Luciano Lisciani, che esce ora dal campo massaggiandosi la coscia che era già fasciata, probabilmente un fastidio al quadricipite per la potente ala di origine abruzzese, tanti anni a Valsugana, poi esperienze di top 10 a Rovigo, un passaggio rapido a Verona e poi ora a Vicenza. Messerà che può liberare la propria area dei 22 con questo calcio ben indirizzato che esce all'altezza della panchina. Antracite, Verona ha avuto un'opportunità ghiotta sul lancio sbagliato a 5 metri di Vicenza, ma ha commesso un fallo o forse ha mosso troppo la bocca. L'arbitro Merli comunque ha segnato un calcio per Vicenza, che ora quindi può gestire questa rimessa laterale difensiva sul cuscino di 10 punti di vantaggio, 9 punti per la precisione, 21-30 il punteggio. Buona finora la rimessa laterale vicentina, non ha sbagliato un lancio, questo ottimo sul Matteo Peron, e drive che viene innescato. Vediamo che avanza Vicenza, prova a resistere Verona. Vicenza che sta cercando chiaramente di ottenere un calcio di punizione, muovendo un po', esce molto bene davvero Edoardo Bonafè, arretra, poi prende il tempo e riesce a fermare Piantella, ma Vicenza che veramente ha conquistato valanghe di metri e ancora usa il fisico di Tommaso Nicoli. Verona in controrack, buona questa controrack di Verona, e calcio, molto buona. Una bella reazione questa. Vicenza veramente aveva giocato splendidamente il drive, la rimessa laterale, quindi prima aveva impegnato tutto il pack, una lunga spinta, poi ha fatto uscire col pallone Pietro Piantella, che è stato placcato quasi all'altezza dei 22, ma sull'uscita buona reazione veronese, contro rack, calcio conquistato e gioco che si sposta ora nella metacampo vicentina. Momento fondamentale del match, siamo al 50esimo e Verona che già ha avuto un'opportunità, 2 buone opportunità per una meta che riaprirebbe il match, prima con l'ala Bonafè spinto sulla linea di meta a pochi centimetri dalla linea fatata da un recupero di Lisciani, e poi smarrendo un ovale a 2 metri dalla linea di meta, e ora ancora rubata questa rimessa laterale da parte di Vicenza. Vediamo che Franceschini avanza, viene placcato poi Gutierrez che viene lanciato indietro e palla recuperato. C'è da discutere tra Brian Gutierrez e Soffiato, vediamo l'arbitro che cosa deciderà. Vediamo che cosa decide. Verona che ha giocato ancora calcio di punizione per un ingresso laterale, ci sembra di capire, e la disciplina sta penalizzando Verona. Talone d'Achille un po' in questo campionato. I giovani veronesi, ricordiamo che più della metà dei ragazzi Antracite sono nati dal 2000 in su, dal 2000 al 2004, quindi
hanno dai 21 ai 17 anni, come Samuele Destro l'Apertura, una squadra ancora molto giovane e tante volte commette errori di entusiasmo, di inesperienza, pagandoli però purtroppo caramente. Cambio, esce Simone Soffiato, combattivo mediano di mischia veronese, autore di una buona prestazione anche difensiva, che lascia il posto al giovanissimo Leonardo Fagioli, esile ma guizzante mediano antracite. Dicevamo della giovane età, Leonardo Fagioli è un 2002, non ha ancora compiuto 20 anni. Vicenza che prova ancora a usare la sua arma del drive per avanzare, deve rientrare Verona per cercare di arginare l'azione difensiva e ora è costretta al fallo, quindi gioca tranquillissima Vicenza. Avrebbe pagato caro questo intercetto Mercerà, ma ha il vantaggio del calcio di punizione a favore, quindi sicuramente Vicenza che ora può andare in rimessa laterale e dovesse riuscire a siglare in questo caso la meta, veramente si porterebbe in qualche modo lontana nel punteggio. Ora siamo a 9 punti, 21 a 30. Michele Mortali che riferisce le indicazioni arbitrali dell'arbitro Merli di Ancona, probabilmente un avviso che in caso di ulteriore fallo nella difesa sui drive vicentini verranno presi provvedimenti e Verona si troverebbe per la terza volta nel corso del match a giocare in inferiorità numerica. Ha perso una volta il pilone Garziera per un passaggio avanti giudicato volontario e poi Bautista Viero, infallibile la rimessa laterale vicentina, ovale nelle mani di Gutierrez che può spingere, prova a spostare e a disassare la rimessa laterale e riesce ad arrivare, ce la fa Gutierrez arrivare di là. Buona questa azione in drive di Vicenza che ha tenuto in asse il pack, poi ha disassato sulla sinistra, accelerato, spinto sulle gambe, si è aperto quindi un varco e lì si è infilato Gutierrez per la meta che porta Vicenza sul 35 in una segnatura pesante, questa quarta segnatura che tra l'altro in caso di vittoria varrebbe anche il punto di bonus per i biancorossi vicentini. Aveva difeso anche discretamente Verona, però senza riuscire a arrestare il drive biancorosso. D'altronde è l'arma che Vicenza sa usare sicuramente meglio. Due le mete in questa partita, quella che aveva fatto anche trionfare i biancorossi nella gara di andata, e Verona chiamata a dover ancora una volta ripartire e ricucire. Mercerà che nel frattempo ha a disposizione quest'altra calcio di conversione, finora è stato davvero infallibile dalla piazzola, mediano di Apertura argentino, che ancora una volta trova la via dei pali, quindi sono 16 punti di distacco ora tra Verona e Vicenza, oltre due mete, quindi 21 a 37. Peccato perché nel gioco poi in realtà Verona non sta dimostrando particolare inferiorità rispetto a Vicenza, muove anzi molto bene l'ovale, alimenta buone azioni, ma poi commette tutta una serie di errori anche sul piano della disciplina che vengono efficacemente concretizzati da Vicenza, che si affida al piede per rimessa laterale, poi ha un drive finora irresistibile. Esce Liut ed entra con il numero 21 Davide Galvani, recuperata da Saccardo proprio all'altezza dei 10 metri la palla della Ratta, che quindi può servire Mercerà, che usa il piede, calciare lungo in mezzo al campo. Palazzini lascia rimbalzare l'ovale, poi lancia Michele Mortali, che vediamo se usa il piede, no, raddrizza la corsa, usa il fisico e prova ad andare all'impatto, riesce a mettere l'ovale a disposizione, calcio di punizione, ma sono falli che non costano gravi costi a Vicenza, che riesce così a rallentare l'azione veronese. Verona può riuscire ad arrivare al di là della metà campo, ma in zona ancora non pericolosa.
Verona ha solo la possibilità di alzare il ritmo in questa seconda parte della partita, quando siamo arrivati quasi alla conclusione del terzo quarto, siamo a 57 minuti di gioco. Verona 21, Vicenza 37. Vediamo se anche la rimessa laterale, che finora è stata incerta per Verona, con alcuni buoni lanci ma altri ovali smarriti, sanguinosi, in particolare un paio di lanci ai 5 metri. In qualche modo schiaffeggiato l'ovale, recuperato da Fagioli, Samuele a destro, Yajaia Leota che finta il passaggio, poi va a schiantarsi sulla linea difensiva biancorossa. Verona che prova a usare il mezzo di Michele Mortali e c'è un impatto giudicato, si è difeso con il braccio Michele Mortali, ma probabilmente verrà giudicato pericoloso quel fallo, cioè falloso, proprio uno scontro tra i due capitani, tra Gabriele Meneguzzo, consulto con l'arbitro, e il capitano Michele Mortali. È il momento decisivo del match. Mortali ha cercato una penetrazione, ha allargato il braccio, ha impattato con il capitano Meneguzzo, che era andato alto nel placcaggio. Vediamo quale sarà la decisione di Mortali, anzi dell'arbitro, che mette mano in tasca e gli dice: guarda che hai alzato il gomito, ti sei difeso in maniera non corretta, quindi mi sa che il gomito è rosso. Viene giudicato da rosso l'azione di Mortali. Non commentiamo le decisioni arbitrali, in effetti forse ha alzato un po' il braccio Mortali, non ci sembrava forse che fosse così come dire grave il fallo, forse più da giallo con questo braccio un po' alzato, ma tant'è. L'arbitro allora vediamo che lei lascia stare. Qualche discussione sulle tribune per questa scelta arbitrale, come capita in questi casi, ma certo che per Verona davvero ora è estremamente difficile recuperare la partita sotto di 16 punti, con un uomo in meno e tra l'altro con il proprio capitano calciatore. Vediamo un po' una serie di cambi. Nel frattempo viene allontanato anche dalla panchina il capitano veronese, espulso, un'espulsione che peserà anche nelle prossime giornate. Sarà proprio domenica il derby con Vicenza. Vediamo un po'. Pallone che arriva dietro, recuperato in qualche modo, ma no, forse viene perso da Verona. Calcio di punizione. Calcio di punizione per Verona ora. Grande calcio di Samuele a destro, davvero molto preciso e lungo. Chiaramente un po' di agitazione ora in campo, fase concitata, Verona che cerca di rimontare, poi arriva questo rosso a Mortali, con le code di discussione in tribune. Ma tant'è, Verona in 14, però in attacco ora, con questa rimessa laterale, schiaffeggiata però da Vicenza, non riesce più a tirare giù un pallone, rimessa laterale Verona. Si lotta ora sul punto di incontro, ma la palla è dalla parte biancorossa, dalla ratta. Marserà che arriva a calciare, recuperato da Fagioli, palla per Samuele destro che deve ora provare ad entrare. Buona questa azione, però è stato lasciato un po' solo Edoardo Bonafè. Vediamo che può giocare questa azione Verona. Garzera placcato ora in avanzamento, è entrato anche con il numero 24 nelle file veronesi, è rientrato Bautista Viero che aveva avuto il giallo precedente, quindi Verona è stata anche in 13
Cambia gioco, Samuele destro per Cornejo, Garziera, Palazzini, buona la fuga, c'è Mattia Zago esterno, riceve il pallone adesso, viene però placcato, Verona dentro i 22, vantaggio per Verona, questo sarebbe forse anche, insomma, da punire in qualche modo. Samuele destro a guidare l'attacco, porta palla, va poi a infilarsi a Isaia Leota, segna un calcetto impossibile da recuperare e si torna sul punto d'incontro. Non so, forse anche questo intervento in fuorigioco su azione a pochi metri di meta forse avrebbe meritato una sanzione in questo caso, a dire la verità, visto il metro usato finora. Verona ha preso 3 cartellini gialli e un rosso. Verona che ha rimessa laterale. A 5 metri, ma ha il problema di dover conquistare l'ovale. Le rimesse laterali delle ultime occasioni non sono state efficaci. Cambio con l'ingresso di Eugenio Bertucco, altro giovanissimo veronese al posto di Cornejo. Eugenio Bertucco del 2001. Cambio anche nelle file vicentine con Riccardo Messina, il numero 23, che prende il posto del pilone Benito Franceschini. Vediamo se l'ovale andrà in direzione di Riedo o di Zago, che ci sembrano quelli più attrezzati per il recupero del lancio di Bertucco. Eccolo lì in mezzo, buono per Riedo. E Verona che può armare il drive. Vediamo se riesce ad avanzare, prova a disassare, c'è un calcio anche di punizione. Verona che sta avanzando, sceglie quindi di usare il gioco al piede con Palazzini, che arriva in prossimità della linea di meta. Verona che prova a insistere, sfugge però l'ovale, ma stava giocando con il cuscino di un calcio di punizione a proprio favore Verona. Vediamo cosa sceglierà Verona, se andare a rimessa laterale. Verona che sta giocando contro sole, temperatura comunque abbastanza gradevole, siamo sui 12 gradi, un po' di vento qui al Paianini. Partita che sembra ora nelle mani di Vicenza, avanti per 21-37, quando abbiamo superato ormai la metà del secondo tempo. E Verona soprattutto che sta giocando in 14 per l'espulsione del proprio capitano Michele Mortali. Sceglie mischia Verona, una mischia a 5 metri. Verona che schiera davanti, è entrato Tvala con Garziera e poi al posto di Cornejo Tvala Stogalanti. Cornejo è stato sostituito invece da Eugenio Bertucco. Vediamo come andrà questa mischia. Mischia importante per Verona, forse l'ultima chance per provare a riaprire la partita, ma non riesce a talonare Verona. La scelta non si rivela felice, non riesce a alzare il piede Eugenio Bertucco e a portare giù il pallone, cioè anzi a tirare indietro il pallone, e quindi calcio di seconda per Vicenza, che quindi può allontanare il gioco, anche se eventualmente la rimessa sarà poi a favore del Verona. Messerà, vediamo, sceglie infatti di tenere la palla in campo, recuperata dal mediano Fagioli. Edoardo Bonafè che prova a infilarsi nelle maglie difensive veronesi, palla però rubata da Vicenza. Calcio di punizione anche abbastanza clamoroso, veramente Verona che adesso è in difficoltà.
falli anche ingenui, veramente era totalmente al di là della linea dell'ultimo piede della difesa veronese in questo caso. Vicenza che cambia ancora, pronto a entrare col 19 Marco Trevisan, e pronto a entrare anche altro giocatore, esce Torreggiani. E con il 17 entra anche Filippo Franchetti. E Verona che ha perso quindi anche questa opportunità davvero di provare a segnare, avrebbe potuto riaprire un po' il match portandosi più vicino al punteggio, ma la mischia chiusa non ha funzionato, non è riuscito Eugenio Bertucco ad alzare il piede del tallonaggio. Calcio di seconda per Vicenza, palla rimasta in campo e poi sulla ripresa del gioco fallo fuori gioco di Verona, dopo che Edoardo Bonafè aveva cercato di forzare la linea difensiva, aveva smarrito l'ovale, e ancora una volta l'indisciplina a penalizzare Verona, che ha pagato già con 3 gialli e un rosso e una caterva di calci di punizione contro l'andamento del match. Vicenza che sfrutta male, Eugenio Bertucco che sfrutta il fisico, va in avanti e poi però si fa strappare il pallone della Ratta, e bravo Zago in qualche modo a recuperare su giocatore vicentino, su Matteo Peron, uno dei migliori in campo con la maglia bianco-rossa, autore anche di una bella segnatura nel primo tempo, un po' di rapina ma molto dinamica questa terza linea. Cambio, esce Pilone Garziera ed entra Miolli, altro pilone giovanissimo per Verona, Giulio Miolli, classe 2002, viene incoraggiato da Riedo. Entra in campo anche Tommaso Menegaldo. Mischia quando siamo arrivati a circa 15 minuti dalla fine della partita. Siamo sempre qua a trasmettere dal Panini Stadium grazie alla competenza tecnica di Andrea Febi e alle riprese di Sara Squassabia. Chi vi parla è Davide Adami a commentare questo match che aveva visto un primo tempo davvero spumeggiante e che in questo secondo tempo vede Vicenza prevalere. Vicenza che può giocare anche con la superiorità numerica per l'espulsione del capitano antracite Michele Mortali. Nel frattempo le squadre hanno fatto ampiamente ricorso alla panchina, ormai numerosi i giocatori che dalla panchina sono subentrati nel terreno di gioco. Mischia ora per Vicenza. Calcio per Verona. Fagioli per Tvala che va all'impatto, perde però il pallone Verona per un tenuto. In effetti ha avuto un buon impatto Tvala ma poi è rimasto isolato. Ci sta assolutamente questo calcio di punizione, purtroppo davvero l'ennesimo contro Verona. Zane Ansel che con Mauro Mariani, Greg Sinclair fa parte dello staff tecnico, pronto a mandare in campo altri giocatori, ma Mercerà sempre bravissimo nel gioco a piede a conquistare ancora metri preziosi. Vicenza che può mettere davvero in ghiaccio la partita, è già avanti 37-21 e ora ancora è nei 22 veronesi. Pronto a entrare anche con il numero 20 Prem Boscolo.
Esce nel frattempo Jack Riedo per Verona, esce anche Mattia Zago. Praticamente Verona è in campo con tutti i 2000, dal 2000 al 2004, con giovanissimi atleti. Rancel probabilmente pensa che sia arrivato il tempo di dare esperienza a questi ragazzi. Con l'ingresso adesso anche di Giulio Nadali. Poi è entrato anche Umberto Tedesco. Un altro drive per Vicenza che sembra ben impostato. Verona che prova a resistere. Cerca di disassare l'ovale che rimane chiuso. E ha recuperato il pallone Verona, questa volta ha rubato. Palla per Velicek. Giulio Nadali. Palla fuori per Samuele Destro, Isaia Leota, una finta, raddrizza gioco. Giulio Nadali che attacca con Nadali, pallone quasi intercettato ma lo recupera Riccardo Velicek. Ancora buona questa azione di Verona, Linda Tvala, Verona che prova a giocare sul ritmo adesso, l'arbitro vede un passaggio in avanti, peccato. Era stata una bella azione dei ragazzi veronesi, davvero giocata di cuore, di slancio, bravissimi a rubare il pallone nel drive avanzante vicentino, a impostare poi un'azione rapida, dettata dai ritmi del mediano Leonardo Fagioli. Poi purtroppo nell'ultimo impatto sfugge l'ovale a Linda Tvala, calcio di punizione, anzi scusate, mischia ordinata a favore di Vicenza, che ora manda in campo anche il numero 18, Francesco Speggiorin. Foto di Tommaso Nicoli. Vediamo come andrà questa mischia chiusa. Verona che è in campo davvero una formazione giovanissima. Mediano di mischia ora è Boscolo per i biancorossi vicentini. È un errore difensivo di Verona. Viene recuperato ancora da Verona da Vicenza. Saccardo che va all'impatto. Vicenza che tiene l'ovale. Mercerà, passaggio un po' avventuroso e anche che sfugge. Aveva superità il largo Vicenza, Mercerà ha provato a sfruttarla allargando lo spazio con un passaggio teso che però è sfuggito dalle mani dei compagni e quindi mischia questa volta per Verona, che ha la possibilità di usufruire di questo pallone. Nel frattempo problemi per Pietro Piantella che cerca di riprendere ora il suo posto. Leonardo Fagioli pronto all'ingaggio. Prime linee appunto pronte all'ingaggio, Leonardo Fagioli con l'ovale. Questo ultimo scorcio di match con Vicenza saldamente avanti nel punteggio, 21-37. Verona alla ricerca però della quarta meta, del punto di bonus difensivo, del punto dell'onore in qualche modo, che forse meriterebbe anche per il grande slancio che ha messo in questa partita e anche per una serie di belle azioni, belle trame che ha saputo creare. Purtroppo ha pagato a caro prezzo molti errori e soprattutto una grande indisciplina. Mischia che fatica un po', riesce Fagioli a tirare fuori il pallone. Samuele Destro, calcio passaggio per Palazzini che riesce a recuperare l'ovale ma è subito preso da due giocatori, assistito dai compagni. Isaia Leota che riesce con la forza anche del fisico ad andare via, mette a disposizione l'ovale molto bene. Poi Giulio che scivola, Nadali può ancora però animare l'azione. Verona con un pallone che sfugge e poi viene lasciato, come dire, un po' ingenuamente da Bertucco che non si preoccupa più di recuperarlo.
e quindi lo usa il piede Vicenza. Azione abbastanza emblematica questa, direi, della partita. Vedete Verona che alimenta con coraggio il gioco anche al largo, ma che poi anche per errori banali smarrisce l'ovale e si espone al contrattacco, al contropiede vicentino. Rimessa laterale comunque per Verona, affidata appunto a Eugenio Bertucco. Chiede rispetto del corridoio l'arbitro. Però c'è un errore, un pallone che sfugge. L'aveva recuperata ancora una volta il line out vicentino, era stato bravo a portare via nel frattempo in tribuna stampa si sta parlando del man of the match. 12. Sì, sentiamo un attimo. Qui in tribuna stampa nel frattempo sta discutendo a chi assegnare la palma del man of the match, che giustamente andrà sul versante vicentino. Fagioli per destro, Leota, bel passaggio per Palazzini che però perde il passo, scivola, poi riesce a recuperare in qualche modo l'ovale, va a terra, Fagioli che insiste ancora sul lato chiuso, destro, passaggio per Edoardo Bonafè, una finta, bello questo calcio sfugge però l'ovale al piede di Giacomo Ambrosi. Era una buona idea quella di proseguire il gioco al piede, ma l'ovale dai suoi rimbalzi irregolari l'ha in qualche modo tradito. Ok, Mercerà. Sì, la tribuna stampa nel frattempo ha deciso il man of the match e sarà il numero 10 Pedro Martin Mercerà, ispiratore veramente della manovra vicentina e grande. Poi nel frattempo Isaia Leota dritto per dritto, forse anche un placcaggio alto in questo caso che non viene penalizzato, sì, l'arbitro l'ha chiamato. È stato un placcaggio alto da parte del 12 contro il 12, quindi questa volta è stato il capitano Belle Meneguzzo a placcare alto a Isaia Leota. Vediamo ora che il giudice di linea sì. 10 Mercerà. Nel frattempo c'è un problema per Edoardo Bonafè. Una bella azione combinata da parte delle due ali antracite, Edoardo Bonafè e Giacomo Ambrosi. È stato veramente intelligente il calcettino delizioso di Edoardo Bonafè. Però il successivo tocco al piede di Giacomo Ambrosi è sfuggito. Ma punizione per Verona, che può utilizzare un calcio di punizione per placcaggio alto del capitano vicentino Gabriele Meneguzzo, tra i migliori in campo, che ha placcato alto a Isaia Leota. Calcio di punizione per Verona, che ora può giocare una rimessa laterale a 5 metri. Vediamo Edoardo Bonafè che forse deve lasciare il campo perché non riesce dopo il colpo ricevuto in quest'ultima azione. Quindi Verona che giocherà questi ultimi minuti senza la sua ala. È entrato, ci sembra, con il 23 Raveggi a prendere il posto di Edoardo Bonafè, altro ragazzo dell'Accademia veronese. Anzi, Leonardo Mazzone, scusate. Verona che prova ad avanzare con il drive. Vale nel male di Linda Atvala, che sta aspettando il momento giusto per provare ad avanzare. Calci di punizione ora per Verona, che può quindi provare a usare questo pallone liberamente. Passaggio un po' lento, Giacomo Ambrosi che spinge sulle gambe e poi da Leonardo Fagioli, ma vediamo se l'arbitro segna la meta, ma probabilmente c'è un passaggio in avanti e si tornerà molto probabilmente sul calcio di punizione precedente. Peccato, era stata davvero bella l'azione di Giacomo Ambrosi, che ancora una volta dimostra di essere l'attaccante più pericoloso di Verona. Ma il passaggio a rimorchio per il sostegno del mediano
Leonardo Fagioli è andato avanti e quindi meta annullata. Si torna sul calcio di punizione con Verona che può usufruire di questa rimessa a 5 metri. Ma siamo veramente alle battute finali di questo match. Verona alla ricerca della meta che darebbe il punto di bonus difensivo. Buono questo recupero di Vicenza, di Verona, che può impostare questo drive. Tiene bene però la difesa vicentina. Verona che prova a spingere, avanza e arriva in meta con Indratvala. Punto difensivo conquistato con il drive che è sembrato l'Indratvala, pilone ad aver siglato. O forse potrebbe essere stato Giulio Miolli in realtà, il numero 16, pilone subentrato, ad aver varcato la linea di meta vicentina ed aver capitalizzato quindi questo avanzamento. Dopo lunga pressione, quindi Verona che ora passa al punteggio di 26-37, Palazzini chiamato a usare il sinistro per provare a irrobustire il punteggio veronese. Posizione non facilissima e infatti il pallone esce purtroppo per Verona che rimane a 11 punti di distacco. E siamo veramente probabilmente all'ultima azione della partita. Verona 26, Vicenza 37, 11 punti. Mercerà, man of the match di questa partita, infallibile al piede, grande ispiratore dell'attacco biancorosso oggi. Recupero da parte di Verona con Giulio Nadali, terza linea di formazione Benetton. Verona che prova tutto per tuttora, Isaia Leota, passaggio per Giacomo Ambrosi, Palazzini pronto a usare le gambe. Ottima la difesa veramente vicentina, in particolare con Tommaso Menegaldo che è riuscito a mettere le mani sull'ovale e quindi Mercerà che può sfruttare ancora questo calcio di punizione per prendere terreno e andare a piazzare l'ovale nei 22 veronesi. E Vicenza che quindi può usare ancora la forza e la compattezza del suo drive. Peccato, era una buona azione anche questa di Verona a tutto campo, forse un po' veloci i passaggi, la trasmissione, forse anche Ambrosi che è stato finora forse il migliore nelle file antracite, poteva provare a tirare un po' di più per dare un po' più di spazio e profondità all'attacco di Palazzini che si è trovato isolato, il sostegno è arrivato un attimo dopo. Giusto, calcio di punizione naturalmente. Vicenza con altre opportunità in mezzo ai 22. Primo blocco, in ritardo la difesa veronese, ovale nelle mani di Matteo Peron. Fase abbastanza statica. E ora gioca il pallone, finisce a terra. Vicenza, eccolo qui, vediamo Emiliano Boscolo che è pronto a giocare, avanza ancora Vicenza con il drive, Boscolo che chiede ai compagni di alimentare il gioco nel senso, ma c'è un calcio di punizione, buona la difesa veronese e Fagioli che parte subito, ingenuità del numero 22 vicentino Leonardo Poletto. Verona che sta naturalmente provando a giocare tutti i palloni al largo per cercare una rimonta apparentemente impossibile in questi ultimi minuti. Siamo praticamente a fine tempo regolamentare, ormai nel tempo di recupero. Vicenza è avanti di 11 punti, 26-37. Verona però che veramente gioca a viso aperto, da premiare, da elogiare il comportamento dei giovanissimi ragazzi antracite che stanno giocando ogni ovale. Vediamo se riuscirà a tenere questa mischia Verona e a sfruttare ancora, tra l'altro è senza il suo capitano, sta giocando in 14, da 20 minuti ormai e più abbondanti,
senza il suo capitano Michele Mortali, il pulso per un gomito galeotto in un contatto con il capitano vicentino Meneguzzi. Vicenza che con questa vittoria davvero consolida la sua posizione di vertice in classifica, un altro ostacolo importante superato dalla formazione di Faggin e Saccardo. Verona premiata però da questo calcio di punizione, la prende un po' larga Leonardo Fagioli, poi una sorta di calcio passaggio che però non va a buon fine e forse l'arbitro decide ancora che c'è tempo per giocare. Nel frattempo il giocatore vicentino chiede soccorso in mezzo al campo, a gran voce chiede assistenza. Peccato questa iniziativa, Verona aveva calcio di punizione, Fagioli giustamente l'ha giocato velocemente, tuttavia ha scelto forse il lato meno opportuno, ha dovuto anche compiere un mezzo giro che ha perso un po' di tempo, ha provato allora a usare il piede per armare l'assalto della propria ala, ma il pallone è rotolato in rimessa laterale e quindi probabilmente l'ultimo vale del match sarà gestito da Vicenza che nel frattempo deve fare i conti con le difficoltà di Marco Trevisan. Enrico Ceccato fa da portaordini a Filippo Franchetti per questa rimessa laterale, non particolarmente dritta, e quindi l'arbitro Merli di Ancona interrompe il gioco, chiede a Verona se preferisce il lancio in touche o il mischio, o sceglie la mischia chiusa. Sembra questa la scelta veronese. Fagioli con Samuele Destro, 17 anni, esperienza nazionale giovanile under 18. Mediano di apertura. Leonardo Fagioli, giovanissimo anch'egli, mediano, neanche ventenne. Verona che riesce in qualche modo a tirare fuori l'ovale, Fagioli riesce ma poi cede in mischia. Peccato, svanisce quest'ultima opportunità per Verona. E Mercerà che sceglie di andare in rimessa laterale all'altezza dei 22 metri. Ha ancora la possibilità di incrementare il proprio vantaggio Vicenza, che è avanti di 11 punti, 26-37. In questo momento sarebbero già 5-1 i punti classifica. Nel frattempo l'ovale viene recuperato. Partita che è rimasta molto aperta nel primo tempo, con Verona a scappar via con 2 mete, reazione vicentina con 3 segnature e 2 piazzati di Mercerà, segnatura finale di Verona e finale di tempo, e poi invece secondo tempo che ha visto Vicenza salire in cattedra con più sicurezza, sfruttare anche diverse volte l'uomo in più. Verona ha pagato 3 gialli e un rosso, e ora Vicenza che ancora avanza con il suo drive in mezzo ai 22, con Verona veronese in grande difficoltà. Recuperata invece, guardate, a volte passaggio però quasi impossibile da tenere per Samuele Destro, poi Verona che riprova al piede ancora soluzioni individuali per cercare di uscire da qui, ma la butta fuori perché la partita è finita e vince Vicenza questo match per 37-26. Verona che ha lottato comunque davvero fino in fondo con i propri ragazzi, i propri giovani, a testa alta, però davvero troppi gli errori e l'indisciplina. Non si può concedere a una squadra solida come Vicenza 3 gialli e un cartellino rosso. E Vicenza quindi che espugna il campo di Verona. La partita quindi si conclude con il punteggio di Verona 26, Vicenza 37, 1-5 punti classifica. Vi ringraziamo per l'ascolto. Appuntamento alla prossima domenica con il grande derby qui sempre a Peanini, recupero della giornata
saltata nel girone di andata tra Verona e Valpolicella. Un grazie ad Andrea Febi per la sua regia e a Sara Squassabia per le riprese. Da Davide Adami da Verona un saluto, arrivederci.